caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Buonasera, una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Io sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi, Sala Bianca. Insieme a me, oltre al caricaturista Ruvo, che tratteggerà la personalità dell'ospite di questa sera, abbiamo il direttore di gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, Franca De Lazzari. Benvenuta. Allora, grazie. La dottoressa De Lazzari è nata il 7 novembre a Brugine, Sì. Brugine, quindi del segno dello Scorpione. Poi capiremo un po' di più, perché poco fa fuori onda ho detto appunto alla dottoressa De Lazzari che lei fa un lavoro che è molto adatto allo Scorpione, che ama andare in profondità. Allora, laureatasi nel 78, 2 specializzazioni, Sì. Una grande passione per la sua professione ed è appunto direttore del reparto di gastroenterologia del Sant'Antonio da quando? Dal 2002. Impegnata in diverse commissioni ministeriali e regionali, 4 nipoti, quasi dei figli surrogati, potrei dire. Sì. 3 fratelli, di cui uno, che conosco anche personalmente, bravissimo dentista, ciao Ennio, scommetto che lei non lo sapeva, ma io comunque le ho fatto questa sorpresa. E a proposito del dentista, anche lui fa un lavoro molto adatto, il segno della Vergine. Sì, Lui però si è fermato alla bocca, lei invece è andata un po' più in profondità, da buona Scorpione. Senta dottoressa, lei appartiene a quel 10%, se non vado errato, di donne dirigenti in quota rosa, no? Sì. Ma è ancora così o sono aumentate? No, è ancora così, aumenteranno per, come dire, naturalmente crescita delle donne nel campo sanitario. La cosa strana è che ci sono ormai nel campo sanitario il 70% del personale del comparto è donna, circa il 40% è donna, gli iscritti a medicina però ormai sono 60% donne, quindi col tempo arriveremo anche al ruolo apicale, insomma basta avere pazienza. Esatto, ma pensare che 30 anni fa circa, quando lei ha iniziato, o la scambiavano per infermiera oppure O le peggio. capitava durante le guardie notturne, quando incontrava una signora, una paziente anziana, che cosa le diceva? Ma mi su qua che aspetto il dottore, sono il dottore, no io sono l'infermiera, no sono il dottore. Era anche simpatico. E poi alla prova dei fatti, questo è il vantaggio dell'essere donna, me ne andavo e dicevano ciao Asianca, brava. E quindi comunque quanto è difficile appunto per una donna, adesso al di là così delle battute, un po' anche della simpatia, delle situazioni, quanto è difficile conquistare dei ruoli apicali come lei diceva? Come dire, io ho imparato da quei 2 vecchietti che sono stati i miei genitori, che mi ha dato questa opportunità, tutti noi in famiglia, no? Viviamo in una società fortemente maschilista, 3 femmine fanno le magistrali, il maschio fa il liceo, così è andata anche a casa mia, dopodiché grazie anche a delle situazioni politiche ottimali, a quell'epoca si poteva frequentare l'università, abbiamo fatto il nostro percorso sapendo che la fatica è la regola e il sacrificio ti aiuta a portare qualche risultato. Dire che è stato facile, no, si è lavorato tanto. Però avendo l'opportunità e avendo il coraggio e la forza e la famiglia che ti aiuta a cavalcare l'opportunità si può arrivare, non è facile, non può essere un aneddoto però, ecco, non può essere che le donne arrivano perché hanno meriti diversi da quelli professionali, questo deve cambiare, secondo me cambierà, non manca molto che cambi, non manca molto, io penso che ci siamo. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Senta, ci racconta come e quando lei ha capito cos'è il corpo umano e questa voglia di indagarlo in profondità, perché c'è un aneddoto veramente curioso che riguarda
una quindicenne che pensava di essere, come dire, l'oggetto del divertimento di qualche ragazzo un po' meno giovane. Esatto, com'è andata? Allora, io abito in una zona in cui c'era un collegio universitario, mia sorella un pochino più grande di me, e questi studenti universitari giovani frequentavano casa perché eravamo lì. E a un certo momento io ero molto curiosa, io sono una persona curiosa, mi piace sapere dove vivo, con chi vivo, chi è, non per il gusto del pettegolezzo, ma per il gusto di sapere che cosa c'è intorno a me. E allora ero curiosa di conoscere il corpo umano che stavo studiando a scuola. E questi goliardi hanno detto: adesso ti facciamo uno scherzetto, e mi hanno portato a vedere un'autopsia. E li ho ammazzati perché sono andato, ho guardato, ho curiosato, ho chiesto, e dice: non ci divertiamo per nulla con te. Quindi, lì però è stata per me un'esperienza fantastica, scindere quella che è la scienza e la conoscenza del corpo umano da quella che è l'umanità è fondamentale in alcune fasi. L'autopsia successiva che sono andata a vedere era di un bambino, e lì non sono stata capace di scindere l'umanità dal corpo umano, e quindi, come dire, la professione per me è diventata un tutt'uno. Non si può lavorare sul corpo senza avere a cuore la persona, e questo spero che continui ad accompagnarmi per il futuro, questo come professione. Ma resta una curiosità enorme di quanto siamo ben fatti e di come dobbiamo studiare ancora. Beh, per rimanere un po' così ai suoi trascorsi anche scolastici, diciamo che a quei tempi forse osservava più volentieri un'autopsia che fare un compito di latino, o sbaglio? Era così, era così. Senta, veniamo invece all'attualità. Quali sono le due linee guida che si osservano nel reparto che lei dirige a Sant'Antonio? Diciamo che più che linee guida sono gli obiettivi che ci siamo prefissati quando ho cominciato questo percorso di direzione di una struttura complessa. Ci si mette d'accordo con il direttore generale, il quale ovviamente persegue gli obiettivi regionali, e quindi si dice: cosa vuoi fare? Tu Padova è una città dove c'è tanta offerta sanitaria, che senso aveva una gastroenterologia al Sant'Antonio? Il senso era quello di fare il collegamento ospedale-territorio con due linee guida importantissime da radicare: lo screening e la prevenzione del tumore del colon retto, che è partito proprio nel 2002 come progetto regionale e che noi abbiamo portato avanti essendo un'attività prevalentemente territoriale ma che richiede il supporto ospedaliero, e l'altra la gestione della patologia alcol correlata, che sono problemi molto importanti per la prevenzione, almeno la prevenzione secondaria di problemi che incidono fortemente sulla popolazione, non solo di Padova chiaramente. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Veniamo al primo aspetto, il tumore del colon retto. Come è cambiato negli ultimi anni questo tipo di patologia? Cioè, c'è stata una diminuzione? Mi risulta che dal punto di vista degli atti chirurgici qualcosa si è guadagnato? È una soddisfazione per un medico fare
svolgere un'attività che poi ha una ricaduta diretta sulla salute delle persone. E sulla screening e la prevenzione del colon retto, collaborazione molto forte col Dipartimento di Prevenzione, la Simoncelli, cioè ci sono tutta una serie di persone. Noi facciamo la seconda parte, cioè il secondo livello, che è la colonscopia, ma siamo impegnati in tutto questo percorso e negli ultimi 10 anni questa attività ha avuto una ricaduta enorme. Si sono ridotti del 30% gli interventi chirurgici per il tumore del colon retto. Che cosa vuol dire? Se il tumore del colon retto incide grosso modo 50-60 nuovi casi anno per 100.000 assistiti, l'UL16 all'epoca, quando abbiamo cominciato, erano circa 500.000 assistiti, le immagini quanti casi avevamo. Aver già ridotto in 10 anni la percentuale di interventi chirurgici vuol dire che un po' li abbiamo trattati solo con l'endoscopia, un po' non è più necessario perché abbiamo fatto la prevenzione togliendo i polipi e lei capisce che è una soddisfazione enorme. C'è un piccolo neo. Padova ha un tasso di adesione allo screening più basso rispetto alla media regionale. Questo impegna moltissimo, ma come dire, i testimonial sono le persone che stanno bene. Per aderire allo screening che cosa si deve fare? C'è il primo livello di screening, vuol dire noi invitiamo i soggetti a fare la ricerca del sangue occulto nelle feci, che caratterizza un gruppo a maggior rischio, nel rischio più grande che è la fascia d'età 50-70 anni. C'è differenza fra maschi e femmine? È più frequente nel maschio, però è abbastanza democratico, colpisce anche le donne il cancro del colon retto e grosso modo questa incidenza lo porta al secondo motivo di patologia tumorale in tutto il mondo. Abbiamo questa enorme possibilità, il cancro non nasce mai da solo, comincia prima il polipo, adenoma ad alto rischio, ci mette del tempo, quindi togliere gli adenomi e i polipi vuol dire prevenire, non solo fare una diagnosi precoce. Facciamo anche la diagnosi precoce, ma possiamo fare una buona prevenzione in questo senso. Quali sono le cause del tumore del colon retto? Le cause sono, come dire, poco identificabili. La causa genetica è ipotizzata in alcune forme, ma sono molto molto rare, familiari genetiche. È probabile che essendo in estremo aumento nella popolazione occidentale, un po' perché si diventa più vecchi, e dicevo il fattore di rischio è l'età, il fattore di rischio principale, un po' la cattiva nutrizione. È di questi mesi la scoperta negli Stati Uniti d'America, dove c'è un grosso problema di obesità giovanile, una incidenza molto più alta rispetto al previsto di tumore sotto i 50 anni. E quindi stanno lanciando l'allarme, attenzione, perché sta aumentando anche sotto i 50 anni. Vuol dire se aumenta l'obesità, aumenta anche il cancro. Quindi è verosimile che ci siano cofattori alimentari, microbiota intestinale, nutrienti, come dire, non naturali che potrebbero avere un effetto cancerogeno. Nessuno di questi è fondamentale da solo, ma le interazioni sono sicuramente importanti. È difficile dire che cosa, ma camminare e mangiare bene restano cose importanti da fare per prevenire anche il tumore del colon retto. Senta, prima di salutarsi, io so che lei, quando finalmente un giorno deciderà di riposarsi, di andare in pensione, ha un sogno nel cassetto, Sì. che è quello di fare il mestiere di suo nonno, Sì. cioè? Il falegname. Per me il legno è naturale, lui mi ha insegnato ad amare le cose naturali, il legno lui lo lavorava, ci faceva i giocattoli, ci faceva tante cose ed è un sogno imparare a farlo, perché prima bisogna studiare per fare i falegnami, non è che uno lo può non è mica fare. facile come diventare direttore di gastroenterologia all'ospedale di Sant'Antonio. Il percorso formativo l'ho fatto, Sì. Adesso mi serve un altro, ma Bene. non avrò finito dopo la pensione. E non avrà finito nemmeno con noi, perché io la invito già ad una prossima trasmissione per parlare anche della seconda linea guida del reparto che Certo. lei dirige. Grazie alla dottoressa Franca De Lazzari. Grazie a voi. E grazie a voi per aver seguito anche questa puntata di Un caffè con l'esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.